Evidentemente ai parlamentari e senatori veneti che oggi non si sono presentati in Consiglio regionale dell'autonomia non frega assolutamente nulla. Lo constatiamo con preoccupazione e senso di rabbia. È amaro il commento del capogruppo leghista in regione Nicola Finco alla constatazione che solo 7 parlamentari veneti su 74 hanno partecipato alle audizioni sull'autonomia a Palazzo Ferrofini. Secondo i consiglieri del Carroccio, un'imperdonabile mancanza di rispetto verso gli oltre 2 milioni di veneti che hanno votato sì al referendum del 22 ottobre. Presenti la leghista Erika Stefani, il forzista Marco Marin, i democratici Simonetta Rubinato, Roger De Menech e Michele Mognato, il grillino Federico D'Inca e Bartolomeo Amidei del gruppo misto. I parlamentari nella prossima legislatura avranno una grandissima responsabilità, che è quella di dare seguito a quello che è un forte mandato elettorale che è stato dato dal popolo veneto, ovvero di ottenere l'autonomia. Forse qualcuno con qualche governo abusivo ha ritenuto che l'esercizio democratico non contasse più, invece c'è stato il referendum, i veneti sono espressi, il quesito era molto chiaro, autonomia sì, autonomia no, noi siamo per l'autonomia e come parlamentari di Forza Italia naturalmente supporteremo fortemente questo percorso. Io chiedo alla Regione responsabilità e concretezza, è finita l'era degli slogan, si passi adesso a un'azione concreta in accordo con il governo. Autonomia vuol dire responsabilità, oggi abbiamo una grande possibilità di cambiare dal basso l'ordinamento istituzionale del nostro Paese. Il progetto di legge statale sull'autonomia è stato infine licenziato dalla prima commissione. Stiamo assolutamente mantenendo i tempi, la prossima settimana andremo in aula per approvare questo progetto di legge statale, quindi il Veneto si presenterà a Roma con una legge particolare, specifica per ogni competenza, con chiarezza di intenti e anche obiettivi da raggiungere, diciamo un lavoro molto più puntuale e preciso rispetto ad esempio a quello che ha fatto l'Emilia, che si è presentata con una mozione